Una violenta grandinata si è abbattuta nel primo pomeriggio su Spinea, Mirano e Maerne. Piccole palline di ghiaccio miste ad acqua che in poco tempo hanno ricoperto strade e piazze imbiancandole. A Mirano la piazza era completamente ricoperta. Molti gli automobilisti che hanno cercato riparo sotto pensiline o cavalcavia per scongiurare danni alle vetture. In poco tempo la grandine si è sciolta, allagando alcune zone. Sono stati circa una trentina gli interventi dei vigili del fuoco sul territorio. Nonostante la violenta grandinata, al momento non si registrano danni alle colture, fa sapere Coldiretti Venezia. La dimensione ridotta della grandine ha infatti evitato impatti significativi sulle piante. Sono in corso sopralluoghi nei vigneti, continuano, che in questa fase di germogliamento risultano particolarmente delicati. Stiamo monitorando attentamente la situazione. Nelle prossime ore si prevede che il tempo sarà prevalentemente instabile, a tratti perturbato, con precipitazioni a carattere di rovescio o temporale localmente anche forti, più frequenti sulle zone centro-settentrionali e con quantitativi localmente abbondanti. La Regione ha decretato la fase di allerta gialla fino alle 14 di martedì.